Buongiorno da Leandro Maggi, Rovigo in diretta, piazza 4 novembre a Taglio di Po, si è tinta di rosso Ferrari per il primo Delta Motor Show. Presenti il sindaco Laila Malangoni che ha salutato tutti gli appassionati presenti, il vice sindaco Matteo Sacchetto e tanti ferraristi da tutti i paesi vicini. La manifestazione ha avuto la collaborazione, oltre al Ferrari Club Rovigo, di Abarth Club Rovigo, presente con il presidente Ferruccio Lippa, e del Club Autostoriche Basso Polesine, oltre al patrocinio del comune di Taglio di Po. Occhi puntati inoltre sulla Ferrari 296 GTB ibrida, portata direttamente da Verona dal concessionario ufficiale Ineco, un'auto che rappresenta una rivoluzione per la casa di Maranello. Oltre alle auto che hanno riempito il paddock improvvisato davanti al municipio, con Ferrari provenienti da Vigonovo, Padova, Adria e Portoviro, c'è stata anche la presentazione del libro di Alessandro Troiani, Un anno di Gilles, dedicato a Gilles Villeneuve nel quarantennale della scomparsa. Primo Delta Motor Show, siamo con Amelio Rusa, la soddisfazione di questa giornata e poi che tra l'altro baciata dal sole. Grande soddisfazione. Le macchine stanno arrivando, ci saranno già 20-30 macchine, ma soprattutto, scusa, volevo far vedere la madrina, ok? La 296 GT, 6 cilindri ibrido, turbo, naturalmente la nuova coupé nata dalla casa di Maranello. Questa praticamente è quasi un'esclusiva che abbiamo qui a Taglio di Po, insomma, grazie all'Ineco soprattutto. Che dire? La domanda che fa chi come me non se la può permettere: quanto costa una macchina così? Bella domanda. Nuda, senza accessori vari. Diciamo che questa è una fantastica macchina, è una macchina sportiva da poter portare in pista. Diciamo che senza parlare di prezzi, insomma, diciamo che è quasi un entry level per quanto riguarda i modelli Ferrari. Io la consiglio perché sinceramente ho provato. Noi vogliamo sapere cosa costa. Lo so, ma di listino non lo so perché non so gli accessori e quindi di conseguenza non posso neanche dirlo. Che modello è questo? Il 458 Italia. Complimenti, Grazie. L'ultimo aspirato chi ha fatto? Sì, l'ultimo. Ma per voi puristi l'aspirato è Ferrari. Sì. E sulla Ferrari ibrida cosa mi dici? Ma non so se saranno costretti. Meraviglia di macchina, lei è il concessionario ufficiale Ferrari di dove? Assolutamente, noi siamo di tutto il Triveneto, quindi abbiamo le sedi Verona, Modena, Bologna e Padova, quindi copriamo tutta quella parte lì, anche la terra proprio di Ferrari con Modena, e sono venuto qua con la 296 che è l'ultimo prodotto di Ferrari, una delle prime ibride, sviluppa macchina pazzesca, sviluppa abbastanza cavalli e è divertentissima. Ecco, voi avete clienti solo italiani nella vostra concessionaria oppure tutto il mondo si rivolge a voi? Diciamo che dovrebbe essere una gran parte del mondo, una parte del mondo si rivolge anche a noi, anche perché comunque con Modena hanno anche piacere di comprare proprio nella terra dove è nata Ferrari, quindi c'è anche quel vantaggio di avere quel territorio lì, ecco. In questo momento il cliente più che più si porta a Ferrari, cos'è? Il cinese? Cos'è? No, noi seguiamo gli italiani e ce ne sono abbastanza. Cerchiamo di vendergliela agli italiani, dai, dopo il resto è tutto in più, va bene.